Le dichiarazioni della Presidente Todde oggi in Commissione Sanità sono gravissime perché dimostrano una totale mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio. Non si è mai visto un Presidente della Regione che, intervenendo in questo caso come assessore, dichiari che lei non è responsabile delle leggi, le leggi fra l'altro deliberate dalla sua giunta, e che il compito di fare le leggi spetta al Consiglio. Questo è sicuramente vero, ma ricordiamo che la riforma della sanità è stata fortemente voluta dalla Presidente e non è possibile addebitare al Consiglio la responsabilità di una legge che poi è stata cassata dalla Corte Costituzionale. Sull'interim è stata lapidaria la Presidente Todde, è perlomeno garanzia di continuità e di qualità dal suo punto di vista, quindi fino ad oggi abbiamo scherzato. Ma questo dimostra che ha sbagliato tutte le scelte, perché la scelta dell'assessore Bartolazzi l'ha fatta la Presidente, la scelta di andare al quarto mese di esercizio provvisorio nello scorso anno per poter fare una riforma inutile della sanità l'ha fatta la Presidente e oggi ha assunto quest'interim nella sanità che diventerà per lei un vero Vietnam, perché nessuna persona umana riesce a svolgere due ruoli contemporaneamente, quello di Presidente della Regione e quello di assessore. Fare presidente di una regione significa essere impegnati 24 ore al giorno, quindi non è possibile svolgere il ruolo di presidente e di assessore. L'audizione è servita per chiarire il percorso che è stato fatto, per affrontare ovviamente la sentenza della Corte Costituzionale che ricordo è stata resa, come dire, è stata registrata il giorno di Natale e che quindi ovviamente poi ha condizionato quelle che sono le decisioni della maggioranza e soprattutto è servita anche per ripristinare un po' di chiarezza relativamente a ruoli e responsabilità. Io ho ricordato che fino a inizi di maggio del 2025 sono stati in carica i direttori generali e che quindi se si discute relativamente allo stato della sanità non si può prescindere dalla valutazione appunto delle tempistiche, perché i commissari sono stati in carica di fatto 7 mesi, per cui anche il loro ruolo ovviamente è stato quello di anche misurare quella che era la situazione e riportare anche priorità relativamente a temi che dovevano essere affrontati e che probabilmente non lo sono stati adeguatamente. Quindi è stato un confronto sicuramente aspro, sicuramente sempre con dei modi e delle modalità corrette, questo lo apprezzo molto e credo che la discussione che ci debba essere sia sempre legata a quello che c'è fuori da questo palazzo, c'è fuori di qua, cioè i cittadini sardi che vogliono una sanità che funzioni. I cittadini sono poco interessati come dire, ai tecnicismi, ai pareri legali, appunto alle tecnicalità che si utilizzano ovviamente a tutela dell'amministrazione. Sono interessati a una sanità che funziona. E quindi una sanità che funziona non può prescindere dalle liste d'attesa, non può prescindere da ospedali che si prendono carico dei cittadini e da una sanità territoriale che viene ripristinata. C'è un lungo percorso da fare, abbiamo le scadenze del PNRR, e ovviamente saremo misurati anche su questo, quindi credo che su questo tipo come dire, di lavoro ne dovremo essere misurati. Poi i direttori generali risponderanno di quello che saranno gli obiettivi che gli verranno dati e quindi su questo noi ovviamente ci confronteremo. Ecco, proprio a proposito di direttori generali, voi ne avete nominati 9 su 12 e mancano i tre, insomma, considerati forse nelle zone più strategiche, Cagliari, Sassari e Olbia. Per questi tre però bisognerà attendere, dovrete attendere anche l'esito del ricorso al TAR presentato dall'ex direttore generale dell'ASL 1, Flavio Sensi. Sì, è stato scelto e condiviso con la maggioranza e con la Giunta un percorso di prudenza e quindi attenderemo quello che sarà il passaggio al TAR che è atteso il 14 e poi la successiva sentenza. Chiaramente nel frattempo abbiamo chiarito molto bene anche in commissione che non c'è alcuna vacanza, che le ASL sono in questo momento rette proprio per continuità amministrativa dai più anziani tra il direttore amministrativo e il direttore sanitario, quindi prosegue il confronto con i nuovi direttori generali e con i reggenti fino a quando non ci sarà la nomina definitiva anche di questi tre direttori generali. Chiaramente è un contesto che deve tener conto appunto della pronuncia del TAR e che deve tener conto anche delle tempistiche che
ovviamente noi dobbiamo prendere in considerazione che sono le più brevi possibili. Per quanto riguarda il risarcimento danni che potrebbe essere richiesto dai direttori generali che insomma non sono più stati confermati, l'opposizione parla di possibile danno erariale non indifferente per le casse della regione. Noi ci siamo mossi intanto in maniera assolutamente prudenziale da questo punto di vista. Io voglio ricordare che fino al 25 di dicembre c'era una legge vigente, quindi ovviamente le decisioni anche amministrative sono state prese dai commissari secondo una legge che esplicava le sue funzioni, e relativamente ai passi successivi ovviamente ci siamo appoggiati al parere di tecnici e tecnici anche amministrativisti di primo livello proprio per come dire, svolgere le nostre funzioni tutelando l'amministrazione e tutelando ovviamente le casse della regione. Una sanità che funziona significa anche mantenere a lungo l'interim. Una sanità che funziona significa dimostrare con i risultati, quindi relativamente all'interim io non sono appassionata al fatto di mantenerlo, sono però appassionata al fatto che le cose funzionano, e quindi se devo, voglio dire, confrontarmi col fatto che le cose funzionino, lo farò con la maggioranza, e poi ovviamente le soluzioni si troveranno insieme, però io credo che in questo momento il segnale che noi dobbiamo dare ai cittadini sardi e la responsabilità di governo che mi sono presa io passa dalla gestione della sanità, passa da una sanità che funziona, io da questo non posso prescindere. E sul rapporto con il PD? Il rapporto con il PD mi sembra che, voglio dire, funzioni. Ci siamo confrontati, abbiamo votato all'unanimità, c'è un confronto anche relativamente ai prossimi passi, quindi io credo che la maggioranza sia solida. Poi relativamente alle singole posizioni, voglio dire, appunto le considero singole posizioni. Il Partito Democratico è seduto ai tavoli, governa insieme a noi, quindi non appartiene a Marte, è all'interno di questa maggioranza e si prende la responsabilità delle scelte esattamente come tutti gli altri partiti di maggioranza. Grazie. Grazie mille. Grazie.